pomeriggio, siamo di nuovo insieme con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buon anno sindaco e bentornato. Buon anno direttore e buon anno ai telespettatori. Bene, oggi abbiamo diverse cose di cui vorremmo parlare con lei. Innanzitutto la metropolitana di Catania che corre, a marzo saranno aperte 2 nuove stazioni, abbiamo appreso, e poi anche nel 2026 da Piazza Sesicolo si potrà andare direttamente in aeroporto. Vediamo con Tonino De Mana. Tra il 2022 ed il 2023 si è seminato tanto. Ora per la metropolitana di Catania si avvicina il momento del raccolto. Tra 2 mesi la consegna delle stazioni di Fontana e Montepo, la ripresa degli scavi sotto via Castromarino e dulcis in fundo l'inizio dei lavori per l'opera forse più attesa, il collegamento tra Catania Sesicolo ed aeroporto. Una data che ci svela il direttore generale di FCE, Salvo Fiore. E quindi riteniamo che entro il 2026 dobbiamo completare i lavori. Ovviamente queste sono da cronoprogramma, speriamo di non trovare delle condizioni imprevedibili che rallentano le opere che purtroppo caratterizzano spesso gli appalti pubblici. Dopo il boom per il concertone di Capodanno, 7.000 persone hanno utilizzato la metro per raggiungere Piazza Duomo e di 5 milioni di utenti per il 2023 si accelera con la consegna di altre 2 fermate, Fontana e Montepo, come detto, propedeutiche per collegare su rotaia Mister Bianco e Paternò. Entrambi i progetti sono stati appaltati, siamo in fase di definizione del progetto esecutivo e riteniamo sostenibile ipotizzare che entro il primo trimestre del 2024 avvieremo i cantieri. Metropolitana sempre più gettonata tra i giovani. La cosa più bella da questo punto di vista è che ci fa sempre orgoglio è che sono i giovani catanesi che hanno scoperto la metropolitana. La metropolitana è piena di giovani studenti che utilizzano la metro per andare all'università, per spostarsi in centro, hanno capito che è un'alternativa valida al mezzo privato, ha le stesse frequenze nell'ora di punta della metropolitana e quindi riusciamo a dare un servizio che consente a servire con le stesse frequenze, quasi quelle della metro, anche una parte importante del territorio e poli strategici come l'università, il policlinico e il parcheggio scambiatore. Elemento imprescindibile è la piena integrazione tra FCE, AMTS e Trenitalia ed il binario intrapreso con il comune di Catania, a differenza del passato, sembra quello giusto in nome di un'efficiente mobilità sostenibile. Quindi sindaco ci sarà poi il collegamento con Mister Bianco e Paternò? Assolutamente, e questo non solo dovrebbe consentirci di assorbire parte del traffico veicolare che già comunque con l'apertura delle stazioni Fontana e Montepo teoricamente si potrebbe ridurre, anche perché noi cominceremo un'azione per incoraggiare l'utilizzo della metropolitana. Quando chiudemmo durante questi fine settimana Piazza Sesicolo, la gente pensava ci fosse la rivoluzione, invece è stata sostenibilissima il traffico perché la gente ha preso la metropolitana, quindi è chiaro che poi il comune deve farsi parte diligente nel trovare delle soluzioni di mobilità che incoraggino l'utilizzo del mezzo pubblico e quindi della metropolitana. A proposito di quel che diceva il servizio Tonino De Mana, giorno 12 abbiamo un incontro con la metropolitana e con AMT proprio per razionalizzare la rete e quindi evitare duplicazioni e nello stesso tempo creare connessioni che alla fine consentano di meglio fornire un servizio ai cittadini e così andiamo avanti nella speranza che si rispetti quel cronoprogramma di cui ha parlato l'ingegnere Fiore, che diventerebbe per noi importantissimo perché a quel punto potrebbe consentirci di sviluppare ulteriore traffico dall'aeroporto verso la zona industriale attraverso la creazione di un sistema shuttle che permetterebbe ai tantissimi operatori dell'area industriale nostra di avere un mezzo pubblico con cui muoversi. Pensate quindi a un shuttle, vuol dire bus? Esatto, chiaramente deve essere gommato, non gommato? Sì, assolutamente. Perfetto. Abbiamo altre curiosità naturalmente per il nostro sindaco che riguardano la mobilità e i trasporti, però mi è venuto in mente una cosa importante che secondo me ha detto oggi il procuratore Ardita, ricordando Giuseppe Fava, il collega, il giornalista importante che purtroppo è stato come dire, l'anniversario della suo assassinio mafioso e oggi ci sarà un corteo, poi ci sarà anche un incontro tra personalità. Una di queste è il dottor Ardita, procuratore aggiunto, il quale ha detto una cosa che poi subito dopo ha sottolineato il Presidente della Regione. Ardita ha detto non basta più la denuncia, occorre un progetto per la città. Lui si riferiva alla città di Catania. Schifani più tardi, dopo l'intervista che abbiamo mandato in onda, ha detto l'obiettivo è cambiare la Sicilia. Ma io mi sembra che
abbiamo dato la misura di come questa amministrazione stia interpretando non delle iniziative che in qualche modo diano soddisfazione ai cittadini, ma sono il frutto di una visione complessiva, quindi un progetto di città complessiva. Pertanto quel che ha detto il dottor Ardita è stato da noi anticipato dal momento in cui siamo entrati come amministrazione, abbiamo cominciato il nostro mandato. Quindi dobbiamo cambiare tanto in questa Sicilia, ma dobbiamo cambiare soprattutto da un punto di vista antropologico. È il modo di atteggiarsi dei cittadini che deve cambiare, grazie anche alle iniziative dell'amministrazione, ma molto dipenderà dai cittadini. Ma non è reciproco, Sindaco? Certo, è naturale, è reciproco, è chiaro, i cittadini devono sentire un'amministrazione che dia loro più servizi e che mostri loro più rispetto, e loro reciprocamente lo devono volgere all'amministrazione. Le faccio un esempio, sì. Mi pare lunedì, se non ricordo male, anzi chiedo scusa, domenica, il Velo di Sant'Agata andrà a Librino, all'oratorio Giovanni Paolo II. Bene, noi effettueremo le pulizie, io sono stato là l'altro ieri, se non ricordo male, comunque subito dopo Capodanno, e ho trovato vasche da bagno una quantità di rifiuti imbarazzante. Ecco, io addirittura sarei per evitare che il Velo vada a trovare quei cittadini che non conoscono il rispetto per la città, ma mi rendo conto che penalizzeremo quei tanti cittadini devoti buoni che invece le regole le rispettano. Sì. E quindi... a questo proposito, se la regia è d'accordo, anticiperei, invece di mandare il servizio che avevamo in programma, subito l'email che ci ha scritto un ascoltatore che si chiama Giuseppe Porto, proprio da Librino. Dice, adesso lo vedremo anche scritto, è arrivato da poco, dice: salve, sono un abitante di Viale Nitta 12G. Ecco qua, lo vediamo scritto, magari se me lo mettete anche qui per favore, in modo che lo possa leggere, se no comunque ce l'ho scritto nel testo. Dice così: sono a Librino, quindi, dove sorge un parco giochi chiamato Lavori Spina Verde Nitta, praticamente un parco incompleto, senza luce, sporciccia ovunque, erbaccia altissima, senza altalena, mai messa l'altalena, e le foto che ho fatto, dice, abbiamo messo in giro per far notare questo parco molto bello ma abbandonato. Che esempio diamo? Si chiede a chi va al Palanitta. Che c'è un parco così sporco, quindi lo dico a voi perché lo possiate fare notare all'amministrazione comunale di Catania, naturalmente ringrazia. Sindaco. Allora, la spina verde Nitta, così come la spina verde Castagnone, le abbiamo consegnate alla città qualche giorno addietro, non le abbiamo neanche inaugurate ancora. Ci sono alcune questioni che certamente impongono un nostro intervento, quale quello della pulizia e anche della manutenzione del verde. Io non so questo aspetto dell'altalena, non so il parco giochi cosa prevedesse, non lo conosco. Ci sono delle foto, forse le abbiamo mandate in onda, forse possiamo rimandarle così. Però è anche giusto che si sottolinei che le telecamere sono state rubate, vandalizzate, ecco, che anche i fili di rame sono stati sottratti per farceli trovare poi negli armadietti con un chiaro segnale criminale, mafioso, come a dire: a noi non interessano i vostri soldi, noi vogliamo che voi non ci controlliate. Quindi è una lotta che noi continueremo. Guardi, Sindaco, scusi. Ecco, queste sì, le foto che documentavano il testo che le ho letto un minuto fa. Bene, io devo verificare se non ci sono mai state o se sono state rubate o vandalizzate, ma è chiaro che le ripristineremo. Perfetto, questo è per quanto riguarda a Spina Verde Nitta. Allora facciamo pausa adesso e poi parliamo ancora della viabilità e delle strade con il sindaco Trantino, che ringraziamo come sempre per la sua disponibilità. Ricordo a voi WhatsApp 342 74 5505, lo vedete lì sul lato destro del vostro teleschermo, e la mail invece sotto vedete Sicilia24focus@telecolor.it. Breve pausa e poi tornerà in diretta il sindaco di Catania Trantino. State con noi. Bentornati in diretta con noi il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ringraziamo, come ha ripreso l'appuntamento con il nostro programma del venerdì in diretta. Allora sindaco, parlavamo di viabilità, abbiamo visto i progressi della metropolitana, le strade. Qui abbiamo fatto una sintesi noi, ma di quello che erano un po' di WhatsApp arrivati nel periodo delle vacanze. Allora, piovono segnalazioni di strade da poco bitumate, è il caso di via Cifali,
che hanno visto ricoprire di catrame anche i tombini, fondamentali per fare defluire l'acqua piovana ed evitare i temuti allagamenti. E a macchia di leopardo sono tanti gli esempi, come in via Eleonora d'Angiò, altra strada citata, dove anche in questo caso una gettata di bitume ha ricoperto tutto, anche le caditoie, cioè te saluto acqua che scende là. Questa è la prima cosa che dicono. La seconda cosa, il famoso Canal Jet, che è quello che deve pulire le caditoie che hanno visto in funzione per un periodo, hanno detto, cioè, abbiamo visto in azione tra fine settembre e inizio ottobre, prima di fermarsi ai box sorridono, no? Per una prolungata manutenzione, deducono i nostri ascoltatori. Terza cosa, anche con i tombini asfaltati servirebbe davvero a poco, perché sono tante le strade disastrate e alcuni esempi che fanno, cosa che succede? No, non si sente? C'è il servizio. C'è un servizio. Ah sì, lo vediamo tra poco. Alcune strade disastrate, come via San Nicolò al Borgo, Sommaruga, piazza Aldomoro, che raccontano i nostri ascoltatori che girano, dicono questo qui non c'è manco bisogno della caditoia perché non c'è proprio, diciamo, la carreggiata. Vediamo adesso di nuovo il nostro pezzo. C'era tanta voglia di asfaltare le strade che hanno asfaltato anche i tombini, forse per fare presto o forse per incuranza da parte degli addetti ai lavori. Succede a Catania, dove anche interventi attesi da anni diventano oggetto di discussione e polemiche. Sul nostro numero di WhatsApp, riservato alle vostre comunicazioni alla redazione che puntualmente giriamo al sindaco Trantino, piovono segnalazioni di strade da poco bitumate e il caso di via Cifali che vedete e che hanno visto ricoprire di catrame anche i tombini, fondamentali per fare defluire l'acqua piovana ed evitare i temuti allagamenti. A macchia di leopardo sono tanti gli esempi, come in via Eleonora d'Angiò, dove anche in questo caso una gettata di bitume ha ricoperto tutto. Meno lavoro per il famoso Canal Jet che abbiamo visto in azione tra fine settembre ed inizio ottobre, prima di fermarsi ai box per una prolungata manutenzione. Poco male, tanto con i tombini asfaltati servirebbe davvero a poco. E sono tante ancora le strade disastrate, alcuni esempi via San Nicolò al Borgo, avanti alla caserma Sommaruga e nella zona di piazza Aldomoro, come hanno puntualmente denunciato i nostri telespettatori al nostro numero di WhatsApp, segnalazioni che giriamo di persona al sindaco Trantino. Quindi rientriamo in studio in diretta, sindaco, 3 gli argomenti. Uno, le caditoie che vengono asfaltate, curiosamente vengono ricoperte di bitume, come mai? Evidentemente non sanno fare il loro lavoro. Questa comunque è una segnalazione che mi era già stata passata e ho subito girato alla nostra direzione, che ha richiamato l'azienda e mi ha detto che provvederà al più presto a ripulire le caditoie, perché comunque il Canal Jet non potrebbe fare nulla, perché rispetto alla presenza di bitume, che ha anche una sua consistenza diversa dalla semplice terra dell'Etna, bisogna intervenire manualmente. Quindi noi ne segnaliamo via Cifali e via Eleonora d'Angiò, ma via Eleonora d'Angiò credo che il fenomeno sia diverso, un po' quello che c'era anche in Piazza Trento, praticamente è una caditoia che non è stata curata per tanto tempo e quindi dobbiamo mandare alle manutenzioni per sbloccarla del tutto, ma sempre non attraverso la macchina ma manualmente. Riguardo alla condizione delle altre strade che mi sono segnalate, ai noi, dico sempre, mi piacerebbe fossero solo queste, ce ne sono altre. Noi stiamo incrementando le risorse in bilancio per la manutenzione strada perché, come ho detto più volte, per il 2023 sostanzialmente non avevamo assolutamente risorse in bilancio. Per quanto riguarda il 2024 conto che qualcosa si possa fare, già adesso stiamo per asfaltare con questo asfalto drenante altre strade, una parte del lungomare, ecco adesso una parte dell'asse dei servizi, e in questo momento non ricordo a memoria quali altre. Ma noi gliele vogliamo ricordare quelle che ci hanno segnalato, che sono San Nicolò al Borgo, Sommaruga e piazza Aldomoro. Io aggiungo via Vittorio Emanuele, ce ne sono altre. Ce ne sono. Bene, questo per quanto riguarda la situazione della viabilità. Adesso è il momento di leggere le vostre mail e i vostri WhatsApp, sperando di riuscire a leggere. Mandateceli pure dalla regia, grazie. Abbiamo ancora una decina di minuti. Allora, volevo chiedere al signor sindaco come saranno spesi prossimamente i fondi delle tasse di soggiorno per migliorare l'offerta turistica. Ecco.
con i progetti da tenere nella... Sì. E poi se c'è un progetto per rendere pedonale via Vittorio Emanuele in prossimità di Piazza Duomo. Rispondo subito a questa seconda domanda: ancora no, non c'è un progetto per rendere pedonale via Vittorio Emanuele, anche perché ci sono delle esigenze inevitabili di traffico che noi dobbiamo considerare. A quel punto mancherebbe un'importante bretella di collegamento fra la zona ovest e la zona est. Quindi non abbiamo immaginato di chiudere al traffico via Vittorio Emanuele. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, credo che i cittadini abbiano potuto misurare l'indotto che ha creato le spese che noi abbiamo sostenuto fino ad adesso. Capodanno è stato un successone, non parlo solamente della serata in sé, ma parlo del flusso di turisti che anche la serata ha generato, turisti che sono determinati da tutte le azioni che noi stiamo compiendo anche grazie alla tassa di soggiorno. Adesso con la tassa di soggiorno stiamo prevedendo naturalmente la riqualificazione di alcune aree monumentali, stiamo restituendo alla città Piazza Federico di Svevia, quella zona in cui c'è quella bruttissima ringhiera, finalmente verrà completato l'anello seguendo lo schema architettonico del resto del fossato, e ripristineremo, e i lavori saranno consegnati a breve, la fontana di Piazza Santa Maria di Gesù. Insomma, tutti quegli interventi che danno certamente decoro alla nostra città e che possono essere compiuti grazie alla tassa di soggiorno. Quindi notevoli, interessanti progetti che sono in tempi... Solamente alcuni ne ho citati, ce ne sono altri, Piazza Santa Maria di Gesù tempi brevissimi, Castellursino tempi brevissimi, quindi parliamo di cose che entro il primo semestre del 2024 dovrebbero già essere realizzate. Primo semestre 2024, molto interessante. Ancora voi scrivete ai vostri WhatsApp, ai vostri email, mi avvicino così cerco di vedere anch'io. Buongiorno signor Sindaco, sono previsti interventi di riqualificazione per il quartiere di San Giovanni Galermo? È un tema che ancora dobbiamo noi sottoporre al confronto per la prossima programmazione. In questo momento non ne sarebbero previsti, ma utilizzo il condizionale perché comunque ci sono 4 interventi che nello specifico non ricordo quali siano, ma tutte e 4 su San Giovanni Galermo e che sono parte di quel programma periferie di 18 milioni di euro che non è stato mai realizzato perché prevedeva l'anticipazione da parte del Comune con restituzione successiva dal Governo nazionale, anticipazione che noi non potevamo compiere perché è in dissesto. Quindi adesso dobbiamo vedere qual è lo stato dell'arte rispetto a quella progettazione originaria, perché sono anche aumentati i prezzi, quindi dobbiamo effettuare una rimodulazione. Mi auguro che comunque vi sia spazio per portare avanti, se non tutti quegli interventi su San Giovanni Galermo, almeno una buona parte di essi. Andiamo avanti, ancora altri messaggi per il Sindaco, se ci sono WhatsApp o anche email vostre. Ecco qua, mi avvicino. Volevo chiedere al signor Sindaco come verranno spesi i prossimi fondi. No, questa è quella di prima. Le tasse di soggiorno, questo l'abbiamo appena letto, vediamo se c'è ancora qualcosa che è arrivato nel frattempo. Buongiorno signor Sindaco. È sempre quell'altro? San Giovanni Galermo, sempre quello. Siamo qua, abbiamo 2 ascoltatori che scrivono. Abbiamo ancora altri messaggi per favore, eventualmente? Eccolo qua, continuo a segnalare una discarica posta alle spalle del liceo scientifico Principe Umberto. Purtroppo non ho nessuna risposta da parte dell'amministrazione e intanto i rifiuti aumentano giorno dopo giorno. Cosa possiamo rispondere, Sindaco? Quello che rispondiamo sempre. Il fatto che non sia stata ancora pulita, questo mi dispiace, è certamente una nostra mancanza. Adesso io girerò immediatamente la segnalazione all'assessore Tomarchi affinché provveda alla pulizia e nello stesso tempo magari vediamo se riusciamo a installare una telecamera per evitare che possa essere nuovamente formata. Naturalmente non illudiamoci, possibilmente risolveremo il problema lì, ma ci sarà la migrazione dei rifiuti. Fin quando i catanesi non capiranno che devono cambiare testa sarà veramente una lotta dura, ma noi non ci arrendiamo. Cambiare testa che significa? L'abbiamo detto già diverse volte. Rispettare le regole civiche, fanno quello che tutte le persone che vivono in contesti civili fanno. Nient'altro, quindi comportarsi educatamente, quindi farla differenziata, quindi conferire i rifiuti dove si devono conferire. Entro gennaio apriranno altre 4 isole ecologiche, 4 centri comunali di raccolta, per cui chiunque vorrà disfarsi di rifiuti
diversi dall'organico, potrà portarli in questi altri 4 centri comunali di raccolta, uno vicino via Ammiraglio Caracciolo, gli altri 3, uno dietro il Lombardo Radice, gli altri 2 in questo momento non ricordo dove siano, ma ovviamente li segnaleremo, diffusi, è naturale, non sono certamente segreti, e quindi consentiranno uno smaltimento di questi rifiuti. Bene, andiamo avanti ancora. I parcheggi scambiatori sono previsti a Montepo e se sì saranno custoditi? No, a Montepo no, perché già c'è il parcheggio di Nesima, che è là vicino come parcheggio scambiatore. Attenzione, la risposta è questa qui, eh? Sì, non mi pare che ci siano previsti parcheggi scambiatori a Montepo, anche perché Montepo già ha un'offerta di parcheggi, è vero, privati, non sono pubblici, che comunque assorbono la richiesta, ma c'è il parcheggio di Nesima che è un parcheggio pubblico e che è un parcheggio scambiatore. Quindi. E dovrebbe essere in progetto, ce n'era uno a Sannullo, ma non è ancora in fase di esecuzione. Sarà? Lo vedremo perché fa parte della rimodulazione progettuale. Va bene, vedremo più avanti. Ancora altri vostri messaggi, continuo a segnalare una discarica posta alle spalle del liceo scientifico Principe Umberto. Quella di prima. Magari mandiamo quelli che non sono stati mandati in onda, se ci sono, abbiamo ancora spazio per un paio almeno, se il sindaco è d'accordo, ecco, così sono anche illuminato. Vediamo un po' cosa c'è. No, ancora nulla. Nulla. I lavori del Consiglio Comunale procedono bene? Piazza Europa pericolosamente buia e mancante di strisce pedonali. La galleria del treno sotterranea solo un alibi. La prego provvedere, signor Sindaco Giuseppe da Gravina. Giuseppe da Gravina scrive, quindi Piazza Europa pericolosamente buia. Quindi è un teleascoltatore, signor Giuseppe, che ricorda quello che io ho detto, cioè dire che c'è un problema di galleria del treno. Lui scrive che è solo un alibi, non è così, perché ci vuole un intervento da parte di Enel che noi abbiamo più volte sollecitato, ma che prevede comunque una fase di esecuzione che ho preteso sia veloce, perché l'Enel, non ricordiamo, che è in forte debito con noi per quello che è successo lo scorso luglio, e pertanto... E questo cosa vuol dire concretamente rispetto alla concretamente domanda? Significa che questa illuminazione me la devono consegnare il più presto possibile. Ah, quindi ci saranno... Da qua a dire domani, fra un mese, questo non lo posso dire perché ci rivolgiamo a un'altra amministrazione, però con Enel sono io abbastanza con gli artigli. Beh, qual è il problema, Sindaco? Cioè, ci aiuta il problema per quanto riguarda quest'area che dice il signor Giuseppe è il fatto che la galleria della ferrovia corre a pochissimi centimetri rispetto al suolo stradale, quindi qualunque lavoro di bucatura per far passare i cavi comporta il rischio, quindi c'è un problema di interferenze e di conseguente coordinamento fra Enel e Ferrovie dello Stato che in questi casi ritarda sempre l'esecuzione delle opere. È di difficile soluzione, mi pare di capire. No, ma non è di difficile soluzione perché tutto si può fare. Il problema è che però accelerino questi momenti di confronto, a cui purtroppo il Comune è strano, però adesso vediamo di eventualmente sollecitare una... c'è Enel. Sì, vediamo di attivare una conferenza di servizi per capire che tempi prevedono per l'esecuzione. Questo è interessante. Ultimo messaggio, se facciamo in tempo, mi avvicino e glielo leggo. Come mai la metro inizialmente progettata fino a Battiati ha invece poi escluso il collegamento con i paesi etnei? Beh, adesso io non so se la metro fosse mai stata progettata fino a Battiati, dubito fortemente. Perché? Perché c'è anche un problema di pendenza, quindi non so neanche se poteva reggere la metro per portarla fino a Battiati. Chiaramente quello che viene scritto è un'ipotesi che noi stiamo prendendo in considerazione in modo alternativo, cioè dire noi dobbiamo studiare un modo per collegare tutti i paesi pedemontani in modo che chi abita lì, stiamo parlando di più di 300.000 persone che ogni giorno si riversano in città, possa venire col mezzo pubblico e non prendere pertanto la propria autovettura. A che mezzo pensa? Ma io penserei per esempio a una monorotaia. C'era un vecchio progetto Etna Rail estremamente ambizioso, interessante, che probabilmente la Comunità Europea ci finanzierebbe immediatamente. Anche su questo abbiamo attivato con i nostri tecnici che ci aiutano per il PUNS, per il piano urbano di mobilità sostenibile, abbiamo attivato delle interlocuzioni perché sto chiedendo che mi diano delle risposte, insomma,
siamo rimasti fermi troppo tempo, vorrei che ci fosse un'accelerazione per capire che cosa possiamo fare e in quanto tempo, perché è chiaro che non sarà certamente un'opera che può nascere in un mese o 2 mesi, ma Però ci vorranno anni e lei anni. diceva che da parte dell'Europa c'è già un via libera. No, non c'è un via libera, dico che la Comunità Europea questi progetti li finanzia facilmente perché vanno nella direzione di quella mobilità sostenibile che un po' costituisce il core delle decisioni economiche di Dobbiamo Bruxelles. convocare la von der Leyen allora perché la cosa si affretti. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Ci mancherebbe. Venerdì prossimo, se lei è disponibile, noi la accoglieremo con molto piacere. Grazie a tutti voi per averci seguito. Scusateci per questi piccoli disguidi tecnici, ma la sostanza è quella che il Sindaco Trentino è disponibile sempre, come ogni venerdì, a discutere e a rispondere alle vostre domande. Ci rivediamo venerdì. Grazie ancora. Grazie, Buon pomeriggio. Sindaco.